At Vinitaly in Verona, terraces were top of mind as Friuli Venezia Giulia showcased its wines. Officials expressed concern but remained confident, saying the impact can be managed and exports will stay strong. Abbiamo superato dittature, abbiamo superato crisi, terrorismo. A livello mondiale le crisi che ci sono state negli ultimi 3 secoli sono state enormi, eppure l'export italiano è sempre cresciuto. Immaginiamo solo dal 61 a oggi la crescita del vino che ci ha portato quest'anno a toccare il record dell'export, così come l'export nell'agroalimentare quest'anno con 70 miliardi ha toccato e battuto ogni record precedente. Stiamo lavorando bene, ovviamente grazie ai nostri imprenditori. Speriamo sempre di ottenere il massimo livello di scambi commerciali, però quest'anno aspettiamo anche di avere delle risposte o perlomeno delle impressioni rispetto a quello che sta accadendo sui mercati internazionali, quello degli Stati Uniti in via principale. Quindi cercheremo proprio di capire a fine Vinitaly qual è stato il livello delle discussioni, quali sono le valutazioni che vengono fatte principalmente negli Stati Uniti, perché anche quel sistema oggi guarda con attenzione allo scenario legato ai dazi, perché non è un problema solamente per noi che dobbiamo esportare, ma il problema anche per coloro i quali devono vendere il prodotto sul mercato statunitense e potrebbero trovarsi in condizioni di difficoltà. Per quanto riguarda i vini, ci sarà una distribuzione del 20% tra chi produce, chi distribuisce e chi consuma, per cui alla fine ci sarà un 7% cada uno, si faranno carico dell'incremento del costo, per cui un dazio sopportabile che non dovrebbe incidere pochissimo sulle vendite già che facciamo e che faremo.